rimbalzo di Barnell, che vede il taglio a centro area di Andrea Mezzanotte, che va a inchiodare 2 punti. Ramos inconsegnato con Spissu, 3 minuti e 40 alla fine del quarto, la palla ancora di Spissu per Watt, che si gira, alza la parabola. Che giocata di Mitchell Watt, prova a sfruttare il momento, anche forse un po' il nervosismo di Brindisi. Venezia, Reed attacca al centro, si prende un tiro difficilissimo, Marquis Reed, ma segna anche questo, 13 punti per lui. Bowman aspetta il movimento dei compagni, poi si schiera la difesa veneta e veneziana da 3 punti. Mezzanotte, la palla di De Nicolao per Parks, che stava volando verso il cielo, recuperata dalla difesa di Brindisi. Bowman e i palleggi, palla fuori, la finta di Barnell con spazio da 3 punti. Jason Barnell, Bowman salta Granger, poi attacca al centro con spazio, va fuori da Mezzanotte, ancora dall'angolo, ancora Andrea Mezzanotte, 2 bombe in fila. Harrison per Bowman, il taglio di Baillet, attacca Bowman, alza la parabola, Kai Bowman, canestrone. Granger dentro da Watt, proprio contro Baillet, vuole portarsela a scuola Watt, va fuori da De Nicolao per un tiro con spazio da 3 punti. Andrea De Nicolao con la bomba del +1 per Bowman, 7 punti. La penetrazione sul fondo di Granger, scarico nell'angolo per Ramos, arriva la prima bomba del match. Bowman riceve, ma sulle sue tracce c'è immediatamente Spissu, che sta difendendo alla grande sulla palla, rimbalzone e schiacciata da parte di Baillet. C'è ancora una vita con una partita così tesa, è giocata punto a punto, più di 4 minuti. Lamb tiene via il palleggio, tira in testa a Willis, bomba di Doron Lamb, attacca sfruttando il blocco, poi prova a cercare spazio per un altro tiro, non lo trova, lo prende invece Harrison e lo manda a bersaglio. Questa è pesantissima. Bowman, piedi attivi da parte di Spissu. Bowman prova ad attaccare la difesa e va fino in fondo appoggiando al vetro. Gran giocata di Kai Bowman. Spissu con i suoi a -3, 16 secondi per l'azione, palla dentro per Watt, è solissimo, fa -1 la Reyer. 9 secondi, 7, 6, ci prova Spissu, si allontana, non c'è spazio per il tiro, palla dentro, recupero di Brindisi con Barnell. Scadono i 40 minuti del match, vince Brindisi 76-75.